Relativamente alla vicenda sull'acquisto dei SUV da parte del Comune di Agrigento con i fondi della solidarietà sociale, sollevata dall'associazione Codacons e dai suoi rappresentanti, si apprende attraverso una nota stampa prodotta dalla stessa associazione che il vicepresidente Giuseppe Di Rosa è stato invitato a partecipare alla riunione della Commissione parlamentare speciale di indagine e di studio per il monitoraggio delle attuazioni delle leggi, convocata per giorno 27 gennaio prossimo alle ore 10 presso la Sala degli Armigeri, con i seguenti punti all'ordine del giorno: audizione in materia di attuazione del decreto legge 502-1992 come attuato dal decreto presidenziale del 4 novembre 2002 relativamente alle attività delle conferenze e comitati dei sindaci nei distretti sociosanitari, problematiche relative al distretto di Agrigento di 1. L'atto di notifica è avvenuto tramite il presidente della commissione, onorevole Carmelo Pullara. L'udienza si terrà alle ore 10 alla presenza dell'avvocato Marco Zambuto nella qualità di assessore regionale per le autonomie locali, la dottoressa Margherita Rizza come dirigente generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, Franco Miccichè nella sua qualità di sindaco del comune di Agrigento e capofila del distretto sociosanitario di Uno, Mario Zappia come commissario straordinario dell'ASP di Agrigento, l'assessore Scavone nella sua qualità di assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Rosolino Greco come dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, l'assessore regionale per la salute Ruggero Razza e Mario Larrocca, dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, oltre che ovviamente al vicepresidente provinciale dell'associazione Codacons Di Rosa Giuseppe.